Bella raga, ciao a tutti, il commendatore veneziano, siamo tornati sullo Track Simulator, finalmente è uscita la nuova Pro Mod, così possiamo andare. Siamo di nuovo a Trondheim perché mi hanno annullato il carico, stavo facendo un carico, diciamo, da solo, e qua abbiamo 1600 km, ma... Oh my god, ma erano così tanti? Vediamo un attimo. Ah, piselli, porti, che bello, portiamo i piselli. Va bene. Ah, ragazzi, guardate sta chicca. Cioè, si alza e si abbassa. Teniamolo un po'. E andiamo raga. Ci hanno migliorato l'audio in maniera veramente incredibile. Diciamo di giorno teniamo il finestrino aperto, di sera lo chiudiamo. Questa è la regola comendiana. Aspetta, però ho abbassato un po' troppo. No, aspetta. Opzioni. Audio. Allora, dov'è la zoccola? Navigatore. Ok, facciamo così. Beh, è bello sentire la zoccolona. Ma la mappa non pensavo 1600 però. Insomma, avevo anche una parte... beh, è bello lungo. È bello lungo. Cioè, probabilmente sentiamo... Aspetta, proviamo. Per curiosità. Vediamo se si sente... Cercando di capire... Vai, cambia poco. Devo settare un po' meglio l'audio probabilmente. Cambia tanto però, eh. Ok, teniamo così. Ecco. Anche i suoni dentro il tunnel, il del traffico, tutto è cambiato ragazzi. Una bella chicca. Si voleva. Però forse il motore è un po' troppo, però scusate, stavo facendo dei benchmark in diretta. Allora, vediamo così magari, ecco. Vedi, si sente molto meno. Va, perfetto. Facciamo un po' così. Senti però... Quindi la freccetta la sento poco, per esempio, se me se chiudo la sento di molto di più. Ok. Sono tanti chilometri, cacchio, però, eh. Noi siamo sempre con il nostro Bronze GP, ragazzi, è stupendo. Occhio, però non moriamo, grazie. L'unica roba che forse devo togliere è la dash perché ho 3 GPS. Mi sembrano un po' eccessivi, ecco. Capisco che ho paura di perdermi, però stona un po'. Vai che andiamo verso la gloria. Manca solo la mano fuori dal finestrino e siamo a posto. C'è anche il traffico, è cambiato molto, si sente proprio la differenza. Adesso non so in game, cioè non so sul video, però io la sento molto. Che è una stradina un po' stretta adesso, eh.
Ok. Alla rotatoria, prendere la stanza uscita. Ma va sto coglione che mi si blocca così. Vai, cretino. Niente. Un cretino, un cretino. Uscire adesso. Ma vaffanculo. Cioè, mi si è bloccato, mi si è inchiodato proprio, cioè, boh. Che bello. Aspetta, che togliamo però. Ecco. Qua sorpassare è un po' pericoloso. Ok. A posto. E adesso andiamo. Guarda che bello, però guarda che paesaggio, signori. Mamma mia, stupendo. Non so se non mi ricordo se sono già stato, forse di sera perché non me lo ricordo. Ma bello, bella questa tratta. Proprio bella. Piano. Certo che abbiamo una tappa lunga. Anche con questa stradina qua ci mettiamo 10 ore. Qua ci sono i lavori. Per passare il cume. Mamma mia, questa è pericolosa. Ok. Deviarsi a destra. E io mi tengo a destra. Beh, proprio sto punto qua è veramente figo, è molto particolare della Scandinavia. No, non me lo ricordo, sì, però dovrei averlo fatto in realtà. Oddio, l'uomo a sonno. Buono. Forse devo andare a dormire, ragazzi. Ce l'abbiamo anche qua, mi sembra. Perfetto. Un po' di culo ogni tanto. Hop dall'esplorata. Riorientamento. Riorientamento di sta cippa. Voltare a sinistra. Sto ricancelando il Andiamo in tracciato. hotel. Ok. Perfetto. Adesso chiudiamo per il finestrino che è buio, abbiamo paura, entrano i pipistrelli che stiamo portando piselli, quindi è tutto molto coerente. Sapete che devo aprire anche. Ok, Voltare a sinistra. perfetto, adesso sente di più la Prepararsi freccetta a perché è voltare chiuso il a destra. finestrino, ok. Voltare a destra. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita.
Ok, boss. Uscire a destra. Vai, arroganza pura nel fare le rotatorie. E voliamo. Devo ricordare appena trovo un'officina di cambiare un po' il vetro davanti, perché la dashboard non ha senso con un TomTom, con un GPS integrato, un'altra è un po' ridicolo. Ragazzi, qua abbiamo veramente una strada, per carità, abbiamo molto stratempo per arrivare, siamo in vantaggio di più di un giorno, quasi un giorno sulla consegna, quindi siamo tranquilli, però veramente cioè, tutto fuorché autostrada qui, eh. Siamo più il rally della Scandinavia, sinceramente. Stare anche attento a non fare incidenti, perché come vuole essere un bravo ragazzo, un grande camionista. Tanto qua sta scendendo la notte, sono le 11:30. Veramente l'unica cosa che manca a sto gioco per renderlo perfetto sono le stagioni. Sono le stagioni con il clima completo, quindi anche la neve, e questo diventa il gioco definitivo. È che non è facile cambiare, cioè, penso che fare stagioni vuol dire un cambio forse totale, non lo so. Qua abbiamo traffico, ne abbiamo due però. Ho bisogno di un rettilineo. Ok. Fortunatamente non è passato nessuno e faccio clacson, così sono tranquillo. No, no, qua proprio fai rally puro. Frena, ok, andiamo ad andare dritti, ciao. Molto bene. Lille Hammerfield, andiamo a fare le Olimpiadi. Ci sono lavori. No, in realtà no, però forse no, forse sono chiusi perché la gente giustamente a mezzanotte i lavoratori poverini devono anche riposarsi. Ok. Sì, diciamo che ho scelto una tappa neanche troppo lenta, però, cioè troppo veloce, però dobbiamo portare i piselli ragazzi, cioè io non so se a qualcuna, se a qualcuno o a qualcuna, perché comunque, non lo so, onestamente non saprei valutare la cosa. Comunque sto camioncino ha già 2400 e passa chilometri, sta già macinando. Andare per Ecco, un'altra chicca oltre le stagioni, la solita che dico io, vedere i miei camion in giro e non solo leggerli senza poterli vedere per la strada, sarebbe veramente un sogno. È talmente grande la mappa, non capisco perché non fa sta cosa. Sarebbe stato veramente meraviglioso. Ti prego, mettete sti due super aggiornamenti e il gioco diventa il gioco di riferimento. Già lo è, ma così ancora di più.
Guarda che bello però. Scandinavia è una delle più belle come realizzazioni. Togliendo l'Italia che siamo legati per tanti motivi, ma... Ok, andiamo sempre dritti. Per il momento, a parte quel mini incidente nella rotatoria dove il deficiente si è bloccato, dai, non stiamo andando malissimo. E comunque stiamo correndo. Merda. Ti prego non passare... qua dovevo rispettare il semaforo, ma va bene. A quest'ora non c'è nessuno. Non è mai completamente buio, comunque nei paesi nordici a quest'ora. Fa un incidente. Speriamo nulla di grave. Stiamo anche correndo, perché in una strada così... Qua in curva magari evitiamo. Cioè direi che dei 1004 comunque una parte sono sicuramente del, come si dice, del traghetto, quindi Uscire adesso. Oslo. Guarda che bello. Scandinavia forever, ragazzi. Mamma mia, se passa la macchina è finita. Se passa è finita. Mamma mia. Mamma che rischio. Quella è leggermente rischiata, ma proprio leggermente. Poi doppialina continua, non si può sorpassare neanche... Cioè, non so, se una roba del genere è un rischio incalcolabile, quindi è meglio evitare. Già qua ho rischiato di lasciarci il camion e qualcos'altro. Ma sì, suoniamo il clacson. Vediamo come siamo messi a sonno. Vabbè, bene. Ok, abbiamo già fatto un 300 km circa. Ne mancano tanti ancora, però. Cazzo, tanto traffico qua. Traffico importante. Raga, mancano 497 km, adesso abbiamo il traghetto. Su una parte di viaggio abbastanza tranquilla. Non importa, troverò un nuovo percorso. No, ecco. Va. Io ho girato prima per carità, ma questo, ma perché mi si fermano qua? Ma perché? No, questo è un deficiente. Ok, Prepararsi a voltare a destra. piano, come attento. Voltare a destra e poi voltare a destra. No, ok. Voltare a destra. Lasciamo la Scandinavia con amore. Prepararsi a voltare a sinistra. Sta calma. Voltare a sinistra. Ok.
Destination. Vabbè, non è che ne abbiamo tante, perfetto. Imbarco, 10 ore, oh cacchio. Sto cercando. Dai che arriviamo in ritardo qua, eh? Arriviamo in ritardo, porca miseria. Adesso vediamo, ma sono un po' preoccupato. No, è domenica, sono le 10, perfetto, sì, no, entro lunedì. Prepararsi a voltare a destra. Abbiamo 169 km da fare. Io sono tranquillo. Guarda che bello. Ok, Voltare a destra. noi qua siamo anarchici, andiamo. Molto bene Kuma. Il pieno è fatto. Come stanchezza dovremmo esserci. Ho trovato un'agenzia e me ne fotto. E i semafori per noi sono un optional, lo sapete ragazzi. Adesso staremo con il nostro Tenersi a destra. Scania Brown GP un po' A destra. fuori dalla Scandinavia, un po' in giro. E dopo cambiamo perché sapete che mi piace cambiare a me il camion. Eccolo qua, che prodezza di camion ragazzi. Grazie ancora a Fabiolino. Quanto me lo godo Fabiolino. Ok. Prendi la terza uscita. Prendere la seconda uscita. Ah sì, scusate, la seconda. No, perché sono abituato che quella più a sinistra sia la terza, invece a destra non c'è niente. Bravo Cuba. Uscire a destra. Certo che portare piselli, però insomma è un po' deprimente, ma d'altronde se alle ragazzette piace il piselli, cioè, non posso farci niente io. Ai ai ai. Dai Cume pompa. Il Cume deve pompare. Nel senso buono del termine però. Se no con i piselli può essere un po' fraintesa la cosa. Andare dritto. Vai dritto, vai dritto! Andiamo dritti verso la gloria. Quanto mi dispiace. Allora, c'è stato un incidente di là. Tre macchine coinvolte. Ritiro per Lewis Hamilton. No, comunque pazzesco, veramente. Ormai sto gioco tra mod, patch ufficiali, tutto, è veramente. Cioè, perché l'altro giorno ho rivisto un video di Eurotrack, il primo video proprio fatto Eurotrack nel 2012, 11 se non mi ricordo. Un altro gioco. Un altro gioco veramente. Ok. Ottimo direi. Guarda che belli tutti i rimorchi però. Beh, di Storbat lo vedo ovunque praticamente. Quanto manca? 97 km, 97 km all'arrivo. Iniziamo l'avvicinamento.
Beh, benzina non ci serve, riposati siamo riposati. Ottimo. Sono proprio curioso di vedere, vedi, cominciamo a vedere le prime pubblicità di ragazze, perché chiaramente doveva portare piselli, quindi sono tutte un po' attratte da questa cosa. Tarara, tarara, adesso mi sto guardando The Last Dance, mamma mia. Su Netflix, la serie su MJ, l'ultimo titolo, l'ultimo anello con MJ, Scotty, Dennis, Luke, Tony, Steve e tutti gli altri. Mamma mia. Quanto me li ricordo? Mi ricordo che mi guardavo come papà su TMC con Buffa e Tranquillo. Mamma mia, che roba. Che roba. Che bei tempi, cavolo. Voltare a sinistra. Perfetto. Ci siamo. Prepararsi a voltare a sinistra. Pago le 49 bombe le pago, ma va bene così. Voltare a sinistra. Si volta a sinistra. Qua abbiamo schiacciato un po' di fiori, ma va bene. Tutto sempre regolare, ragazzi, lo sapete. Dove c'è il cume c'è questo. Dai, vecchio, in salita non puoi... Dai, vai, vai. Comunque graficamente, moda a parte, anche le DirectX 11, tutto quello che sta attorno. Paradossalmente a loro conviene poco fare un altro gioco, a mio parere, che tanti si lamentano, vogliamo Eurotrack 3, però... Cioè, Eurotrack 3 sì, ma con tutte le... già tutte le mod di tutte le mappe, perché sennò rifare un Eurotrack 3 con... e si riparte con qualche città in Italia, qualche in Germania, qualcuno in Francia, qualcuno in Svizzera, e basta, cioè... fa abbastanza cagare, la grafica non è tutto in un gioco così, già qua la grafica è bella, ma o fai un Eurotrack 3 con tutti i DLC già perfetti, tutto, e allora ci sta, ma fare un Eurotrack con 10 città come all'inizio del 2011 o 12, non mi ricordo mai, sono un po' una pipa, mi sembra 12, però boh, veramente non ha senso. Cioè, guardate American Track, non lo gioco perché per il momento secondo me ancora pochi stati, cioè... Guarda che bello. E siamo arrivati, Beppe, siamo arrivati a Gruzazsk. Pa pa pa, siamo arrivati, la la la. Prepararsi a voltare a sinistra. Ok. Che bello, madonna. Col treno che fa, cioè, è fantastico. Non avevo mai visto sta zona. Attento, come non fare le cagate adesso. È di qua? Sì. Very God of parcheggio anche facile. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Ok, baby. Ottimo lavoro, qualche dannetto l'ho fatto, vuol dire che cazzo però. Ok, andiamo a livello 37. Perfetto. Molto bene raga, sotto il comandante veneziano. Eurotrack, è sempre Eurotrack. E con la Brown GP ancora di più. Ciao!